Corriere del Veneto, domenica 9 gennaio 2022. Le lezioni sprecate. La comunità utente della filiera educativa scolastica, dalla scuola primaria alle medie superiori, sta pagando il prezzo più alto dei disagi conseguenti alla pandemia da Covid-19. Lo scorso venerdì, a 3 giorni dalla riapertura delle scuole in tutto il paese, oltre 2000 dirigenti scolastici, su 8000 in Italia, hanno inviato un appello al governo, al ministro dell'istruzione e ai presidenti delle regioni per chiedere una programmata e provvisoria sospensione delle lezioni in presenza, con l'attivazione di lezioni a distanza, per 2 settimane, considerando tale soluzione sicuramente preferibile ad una situazione ingestibile che provocherà con certezza frammentazione, interruzione delle lezioni e scarsa efficacia formativa. Bisogna prendere sul serio questo appello e il suo contenuto va interpretato rimuovendo ogni deriva ideologica, sia perché indica le esigenze pratiche che il sistema scuola non è in grado di soddisfare per erogare un servizio in linea con gli standard richiesti, ad esempio la minima sorveglianza delle classi, sia perché tra le firme che lo accompagnano c'è anche quella della dirigente scolastica di una scuola veneta a cui è stato assegnato il premio dirigente dell'anno 2021. Questo appello ci dice almeno 3 cose, di cui la classe dirigente deve prendere coscienza. La prima è che la filiera educativa scolastica non ha saputo o non è stata messa nelle condizioni di preparare piani di contingenza idonei ad affrontare le prevedibili emergenze ricorrenti. A differenza di quello che è successo nelle imprese e in molte università, sembra che nel sistema scuola le prime 3 ondate della pandemia, quella della primavera 2020, quella dell'autunno 2020 e quella del periodo tra gennaio e marzo 2021, non abbiano generato percorsi di apprendimento organizzativo, di adattamento normativo, di ridisegno dei processi e di creazione di presidi sanitari sufficienti per garantire la didattica in sicurezza nella quarta ondata. Comunque la si metta, con le parole usate da Stefano Lievi ieri su queste colonne, è la dimostrazione che la scuola e il presente e futuro dei nostri ragazzi e ragazze continua a non essere una priorità per nessuno. L'appello dei dirigenti scolastici è centrato sul disallineamento tra le risorse disponibili e le attività di accoglienza, di didattica e di vigilanza da erogare. Il focus sulle condizioni gestionali interne è legittimo, ma è anche lo specchio dello stato di abbandono in cui si trovano le generazioni nell'età dell'infanzia, dell'adolescenza e della prima giovinezza insieme alle loro famiglie. Nell'appello si parla della situazione ingestibile per le strutture scolastiche, ma non si fa alcun cenno al disagio per l'utenza e per le famiglie. Le giovani generazioni e le loro famiglie non se lo meritano, perché non sono cittadinanza di serie B. Finora nessuno lo ha fatto, e allora lo faccio io. Si preveda un ristoro per ogni giorno di didattica a distanza, un ristoro in borse di studio per studenti e studentesse e in sconti fiscali per le loro famiglie. L'appello dei dirigenti scolastici, infine, ricorda che siamo in una situazione epocale mai sperimentata prima. Chiarito che, essendo la quarta ondata, di epocale c'è ben poco. Quello che manca è la proposta di una soluzione che non sia la didattica a distanza indifferenziata per tutti. Tra chi frequenta le scuole primarie, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori, ci sono centinaia di migliaia di persone vaccinate. È questa la vera e unica situazione epocale e per affrontarla serve la parità differenziata. Alle persone vaccinate va garantita la didattica in presenza.